Processo Aspide. Un giovane napoletano testimonia in aula contro il clan camorristico. Da un articolo del Gazzettino del 2 ottobre 2012 emerge che l'Aspide SRL assoldava giovani di Scampia per picchiare chi non pagava i debiti. Mario Crisci, detto dottore al vertice dell'SRL, li sfruttava per intimorire imprenditori in difficoltà economica caduti vittima di interessi usurai. Il 10 ottobre 2012 Alessandro Mazza, giovane napoletano che per breve periodo ha lavorato per la società di recupero crediti, ha testimoniato davanti ai giudici del Tribunale Collegiale. Interrogato da Roberto Terzo, pubblico ministero della Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia, ha ammesso di aver picchiato per 4 mesi clienti dell'Aspide per costringerli a pagare. Si rifiutò di riservare il medesimo trattamento ad un imprenditore edile di Maserà, anziano e malato di cuore. Per questo fu cacciato. Il finanziamento del malcapitato ammontava a 5.000 euro, l'importo da restituire a quasi 20.000. Ha affermato che l'organizzazione di Crisci non apparteneva al clan dei Casalesi, che venivano solo evocati come minaccia per i recidivi. L'Aspide SRL è stata costituita a Padova in via Lisbona e si occupava, almeno sulla carta, di recupero crediti e security. In realtà era attiva nel campo dell'usura, avvinghiando sulle sue spie più di 100 imprenditori veneti, sardi e altoatesini. Al vertice i napoletani Mario Crisci, Antonio Parisi e Massimo Covino, ma erano coinvolti anche padovani, tra cui Salvatore Destito di Saonara, Gianni Giurati, imprenditore nel ramo dei trasporti padovano, e Cristian Tavino, ex poliziotto. Secondo Crisci, l'Aspide SRL non svolgeva solo attività di usura, bensì svuotava l'azienda in crisi e costituiva una scatola ufficialmente amministrata da prestanome, ma di fatti in mano ai vecchi proprietari che, liberi da ogni rischio di fallimento, si sarebbero prestati a commettere illeciti, non pagare contributi ed evadere il fisco.